Signore e signori, buonasera e benvenuti! Iniziamo questo brano da voi, con questo brano da voi richiesto. Noi due nel mondo e nell'anima. Che bello stare qui, con te, con te, con te. Ed io dovrei comprendere se tu da un po' non mi vuoi, non avrei mai capito te, ma da capire cosa c'è dovrei tornare a casa e poi se il fiato ce la fa parlarti del mio mondo fuori dei miei pensieri, poi scoprire che vuoi dormire, che non mi senti più ed io dovrei, ma spiegami contro di me che cosa hai, come se io non fossi io, mi dici che te ne vai, son quello che respira piano per non svegliare te, che nel silenzio fu felice di aspettare che il tuo gioco diventasse amore e una donna diventassi tu, noi due nel mondo e nell'anima, la verità siamo noi due nel mondo e nell'anima, la verità siamo noi. Benvenuti a questa diretta. Buonasera. 348 80 40 254 per tutti i vostri messaggi, quindi fotografie, richieste, saluti a me. Tra un po' qui vicino Claudio Jackie Music, conoscenza no, senza papillon stasera. Questa sera vabbè, giustificato, ci sono 77 gradi e quindi anche lui giustificato senza papillon. Tra un po' canterà per voi dei brani stupendi. Ma adesso andiamo un po' a vedere la novità della settimana, perché è cambiato il nostro gioco, quindi sono state riaperte tutte le telefonate anche per coloro che hanno già vinto. Enrico, mi metti in onda la grafica del giochino nuovo. Quindi buono ristorante, l'è sempre lui, buono formaggi sempre uguale, buono carburante, cambia il quinto premio la spilletta, ma attenzione al secondo. Il secondo è una sorpresa che io ho nascosto all'interno di questo zaino. Quindi se siete bravi, se indovinate la canzone, se aprite la busta giusta con all'interno il punto interrogativo, bene, potete portarvi a casa l'oggetto, il premio nascosto all'interno dello zaino. Ma ci saranno anche delle mie offerte per farvi cambiare idea. Tutto questo tra un po'. Al 378 40 80 506. Adesso Renato Zero con Cercami.
come, quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami. Con la volontà e l'impegno reinventami. E se mi vuoi, allora cercami di più. Tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so. Il Peiretti di sempre, ma anche quello era amore. Però questa vita già puniti già troppe quelle verità che ci sono rimaste dentro. E oggi che fatica che si fa, come finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Io mi berrò l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere pure lei. Se mai vivrò di questa clandestinità, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre, per sempre. E fidati che hanno un peso gli anni miei, tu fidati e sorprese non ne avrai. Io sono quello che vedi e pretese non ho. Se davvero mi credi di cercarmi, non smettere, no. Questa vita già puniti già, l'insoddisfazione qua, già raggiunti facilmente. Così poco abili anche noi a non dubitare mai di una libertà indecente. Io sono qui, ti servirò, ti basterò, non resterò una riserva, questo no. Dopodiché quale altra alternativa può salvarci? Io resto qui mettendo a rischio i giorni miei. Scomodo sì, perché non so tacere mai. Adesso sai, senza un movente non vivrei. Comunque cercami, cercami, non smettere. Che bel brano, ragazzi, ma che brano è! E voi cercatemi al 348 80 40 254, scrivete i vostri messaggi, le vostre canzoni preferite che volete ascoltare in quest'ora di diretta. Sono le 20:12, siamo puntuali come un orologio cinese. Adesso, di solito era svizzero, ma adesso è svizzero, non c'è più niente, quindi fanno solo più gli orologi in Cina. Signore e signori, me sta a guardare, guardi, me fa entrare che voglio spaccare tutto, ma certo con Donna Felicità, Claudio Jackie Music. Buonasera. Ciao amici, ciao Enrico. Buonasera. Che bello tornare con noi. Cantiamo insieme tutti Insieme, mi raccomando.
felicità, non ha l'amore, donna felicità, lo vuol trovare, glielo troveremo noi, chi vuole coltivare la sua rosa. Donna felicità, non ha l'amore, donna felicità, si sente sola, accompagneremo noi, ragazzi, a cercare funghi e piove. E i ragazzi tutti qui, vediamo chi la sposa, la sposa. Scommettiamo che lo so, a chi darà la rosa, la rosa. Donna felicità, non ha l'amore, donna felicità, non trova viole, gliele porteremo noi, nei cesti, nei capelli e nelle mani. Donna felicità, non ha l'amore, donna felicità, non può soffrire, la divertiremo noi, col gioco delle noci intorno al fuoco. Tutti! Qui ragazzi tutti qui, vediamo chi la sposa, la sposa. Scommettiamo che lo so, a chi darà la rosa, la rosa. Donna felicità, non ha l'amore, donna felicità, non può soffrire, la divertiremo noi, col gioco delle noci intorno al fuoco. Donna felicità, non ha l'amore, donna felicità, si sente sola, l'accompagneremo noi, ragazzi, a cercare funghi e fiori. E adesso tutti! Vediamo se fanno il fa insieme a noi. Benvenuto amico mio! Grazie. Benvenuto! È sempre un piacere, sempre un piacere. No, ha detto il regista mi ha detto che questo pezzo sembra che non stiamo imitando una gallina. No. Enrichetto in regia, buon lavoro! Simpatici in regia. Sì, a volte sì, a volte sì. Senti Claudio, io direi, beh, innanzitutto grazie per essere qui, è sempre un immenso piacere averti come super ospite. Adesso salta un po' dietro perché apriamo le telefonate. Quindi se volete provare a portarvi a casa uno dei nostri super premi, il numero è sempre lo stesso, il 378 40 80 506, e poi potete scegliere una busta e indovinare la canzone. Tante cose belle. Abbiamo già la prima telefonata di questa sera. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Ciao Mimmo e Mimmo, buonasera Mimmo. Ciao Mimmo. Abbiamo riaperto il gioco, quindi tu subito, bravo, mi piace l'idea. Allora Mimmo, sai ormai come funziona? Cerca di prendere il punto interrogativo oppure uno dei premi, occhio alla faccina rossa, ma prima devi indovinare il brano. Quindi dimmi tu se provi a indovinare con 5 o con 15. Con 15 Enrico, con 15. Con 15. Mimmo, questi sono i tuoi 15 secondi, eccoli. Siamo. Ci siamo stasera, Mimmo? Ci siamo? Sì, posso dire una parolaccia. Ah, il titolo della canzone, Che canzone è? Vaffanculo di Masini. Ma Mimmo, non ti ho mai fatto niente di male. Che ti abbiamo fatto di male? È giusto, Bravissimo. bravo Mimmo, bravissimo. E adesso, dall'1 alla 10, quale numero vuoi per portarti a casa uno dei nostri splendidi premi? Vai!
Number one, numero uno. La numero uno, la Numero prima, uno. la prima della serie, la prima della serie per portarti a casa la spilletta di casa Peiretti. Bravo Oh, Mimmo, bravissimo Mimmo. bravo Mimmo. Grazie. Grazie a te, buona serata. Grazie. Ciao Enrico, buona serata. Ciao. È il primo premio, che poi è l'ultimo in scaletta, ma è molto bella la spilletta perché per di più ve la faccio vedere. È la spilletta nuova che dovrei avere da qualche parte, ve la faccio vedere dopo perché non ce l'avevo pronta. Altra telefonata, pronto? Chi sei, da dove? Ciao Enrico, sono Giancarla da Volvera. Ciao Giancarla da Volvera, benvenuta a Lucerna San Giovanni. Sei emozionata? Più o meno. Più o meno. Ti ricordo che devi abbassare a 0 il volume della TV. Già fatto. Bravissima Giancarla. Quindi dimmi tu, provi a indovinare con 5 o con 15 secondi? Direi proprio 15. Ok, 15 secondi per la signora Giancarla. E allora, questi sono, sei pronta? Sì. Eccoteli! Ok. Giancarla si può fare! Giancarla... No, non si può fare perché non la so. No! Inconfondibile il molleggiato! Grazie! Grazie per aver giocato con noi. Ciao, buona serata, ciao, grazie, ciao. Ciao. Te l'ha mai detto nessuno che il tuo bacio è come un rock? Te l'ha mai detto? Ammettilo, te l'ha mai detto nessuno che... insomma, andiamo a rispondere, dai. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, sono sempre Franco di San Sebastiano. Franco, io questa sera voglio farti vincere, mi raccomando, vorrei che tu vincessi, non che voglio farti vincere, però concentrati, dimmi se con 5 o con 15, dai Franco. Sempre 15 Enrico. Sempre 15, e allora questi sono i tuoi secondi. Ai, Franco! Mi sembra Renato Zero, ma non so il titolo. No, è giusto, Renato Zero, è giusto. Il titolo. Triangolo! No, il triangolo no. Mi dispiace, non è il triangolo. Grazie per aver giocato con noi. Ciao, un saluto a tutti voi, ciao. Ciao, grazie. Sei andato molto vicino, C'è andato molto vicino, non è il triangolo, ma bensì un'altra canzone. Pronto, chi sei, da dove? Ciao, sono Domenico da Castiglione Torinese. Ciao Domenico, benvenuto in casa Peiretti. Grazie. Provi a indovinare il brano. Grazie. Con 5 secondi avere 2 chance o con 15 secondi ma averne soltanto una? Dimmi. 15. 15, bene. Questi sono i tuoi secondi, fai molta attenzione. Eccoteli. Non si è stoppato, ti ho regalato un paio di secondi. Ma il titolo qual è? Non mi dice nulla questa volta, no. Che sfortuna. che peccato, uno dei lenti più ballati nell'intero pianeta Terra. Va bene. Grazie. Mi dispiace. Grazie per aver giocato con buona noi. serata. Un Ciao, abbraccio, ciao. Io vorrei capire cosa c'è qui dentro, ragazzi. Dovete trovare il punto interrogativo, così vediamo se vi portate a casa l'oggetto misterioso, oppure uno dei premi che sono presenti nella grafica. Pronto, chi sei e da dove? Ciao Enrico, ciao Claudio, sono Maria da Torino. La nostra Maria. Ciao Maria da Torino. Ciao. Fai così, Claudio, Ciao. vieni giù perché altrimenti Vengo qua il soffitto è... stai lì, che va bene. Maria, sei pronta? Pronta. 5 o 15? 5. 5. 40. 5. Attenzione, fermi tutti. 5 secondi per Maria.
fai molta attenzione, se indovini hai doppia possibilità. Questi sono i tuoi 5 secondi. Vai Maria, vai. Si può fare. No, buio. Buio. No, mi spiace. Grazie Niente Maria. da fare. Grazie Maria Grazie per a aver voi. giocato con noi. Buona serata. Ciao. Grazie ancora. Ciao. Ha detto buio. Ha detto buio. Io avrei detto il contrario. Il contrario del buio è il sole e quindi la canzone vabbè ragazzi. Ok, ancora una telefonata e poi giocheremo nel secondo. Pronto? Chi sei e da dove? Pronto? Buonasera. Pronto? Ha messo giù. Ragazzi, se riuscite a prendere la linea, mi raccomando, dovete abbassare a 0 volume della TV, altrimenti anche voi non ci capite nulla. Pronto? Chi sei e da dove? Sì, ciao Enrico, sono Carlo da Moncaglieri. Ciao Carlo da Moncaglieri. 5 o 15? Quanti secondi vuoi? 5 secondi. Ma questa sera sono tutti rischiano. Mi piace. Sono esperti. Quindi, attenzione, i tuoi secondi partono adesso. Si può fare. No. Ho solo mio. Sì, Bravissimo, con 5 secondi, con doppia 5 secondi, chance, doppia doppia chance. possibilità. La prima tua scelta qual è? Dalla 2 alla 10. La 3. La 3. Oh, vediamo subito. Se c'è una faccina rossa, rigiochiamo. Te l'ho chiamata io. C'è la faccina rossa, ma non è successo niente. C'è una faccina rossa, ma noi ce ne freghiamo perché l'hai indovinata con 5 secondi. Quindi, un'altra scelta. Ok. Vai. La 2. La 2. Così ci siamo fatti fuori l'1, la 2 e la 3. Ricordami il tuo nome? Carlo da Moncaglieri. Carlo da Moncaglieri. Nella 3 c'era la faccina rossa. Nella 2 idem. C'è un'altra faccina rossa. Era nella 2 e nella 3. Mi dispiace amico mio. Doppia faccina rossa con 5 secondi. Mi dispiace ancora di più. Grazie per aver giocato con noi. Pazienza. Ciao. Però è che Claudio, io adesso voglio sentirti cantare una canzone. Questi le metto a posto dopo. Continuano a telefonare. Grazie ragazzi, torneremo a giocare nel secondo tempo, ma prima di chiudere il primo, una canzone molto molto bella, molto romantica, la storia d'amore di una donna che lavorava nel circo, e ai tempi, quando lavoravi nei circhi, eri costretto, obbligato ad avere soltanto relazioni all'interno della carovana, quindi all'interno del circo. Lei si innamora fuori dall'ambito lavorativo e allora decide di scappare. E la donna cannone, per voi. Butterò questo mio enorme nono tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone torre d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai manugni superbi il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cagnone
una canzone suonerà. Le mani amore, per le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non sarò bella come dici tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì, altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì. E con le mani amore, con le mani ti prenderò e senza dire parole nel mio cuore ti porterò e non avrò paura se non sarò bella come vuoi tu, ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Bravo, bravo, grande, grande interpretazione. Noi ci fermiamo per i consigli pubblicitari, quindi consigli per gli acquisti. 2 minuti e mezzo. 2 e mezzo, 348 80 40 254. Tornate qui. State con noi. Pubblicità. Eccoci qua, ho già il cellulare che suona. Giochiamo insieme. 378 40 80 506. Pronto? Chi sei e da dove? Ciao, sempre Luca, Dario e Flavio D'Angrogna. Ciao Ci ragazzi. ritroviamo. Ciao ragazzi, siete pronti? Siete caldi? Sì. 5. Ciao a tutti. Ciao. 5 o 15? Con 15 siamo 15. Questa devo dire che è la più facile di stasera, eh? Quindi non mi potete deludere. Eccovi i vostri secondi. Non c'è tanto la musica che aiuta, ma quel paraponzi ponzi po'. Insomma. Alle palle del Kilimangiaro. Il titolo è? Alle falde del Kilimangiaro. No, i Batussi. Ho sbagliato. Vabbè, non importa. Grazie per aver giocato. Un abbraccio a tutti i bimbi. voi. Ciao. Ciao. No, io ero già ero già pronto per andare a aprire le buste. Ero già lì con la busta in mano. E invece niente. Vabbè. Pronto? Chi sei da dove?
Ah, sono Piero, Fabio e Lorenzo da Torre Eccomi! Pellice. Ciao ragazzi, ciao. Eccoci sempre nella linea. Protagonisti ieri qui, oggi protagonisti col gioco, è la cosa più bella di Casa Peretti, grazie. Piero, allora, Piero, 5 a 15, Piero. 5 a 15, Piero. Facciamo 15, dai. Facciamo 15, questi sono i tuoi secondi, eccoli. Dai, è Lucio Dalla. È fino lì, ma il titolo? Piazza Grande. Sì, Piazza Vai. Grande. Bene. E adesso 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. Adesso qua. Allora, Piero, ci sono solo più 3 faccine rosse, eh? Fuori Ma ci sono io ancora fortuna i la primi becco. 4 premi. Vai. Allora, la faccio scegliere a Fabio il numero. Bravo. Fabio dice il 10 di Alessandro Del Piero. Eccola lì, la 10 di Alessandro Del Piero. Vediamo se porta fortuna la busta numero Porterà. 10. Aprila tu. Vediamo. E c'è il primo premio al buono ristorante! Il buono ristorante! Bravi ragazzi! Bravi, ancora bravi! Complimenti! Sto a mangiare a Torino. Bravi. Esatto. Grazie per aver giocato con noi, un abbraccio! Grazie a voi, un abbraccio. Ciao. E il buono ristorante è Il andato, primo è andato. però c'è ancora il punto Primo è andato. interrogativo. C'è ancora il punto interrogativo. Pronto, chi sei da dove? Ciao Enrico, sono Gianni da Torino. Finalmente Gianni da Torino. Ciao. Mi sei mancato tantissimo. C'è Grazie. stato un mese che al telefono sentivo più te che mia mamma. Quindi grazie Gianni per aver chiamato. Ok. 5 o 15? No, io sempre 5, alla grande. Mi piace questa cosa, sempre 5. Mi piace tantissimo. Sempre 5. Quindi silenzio in studio. Ok. Questi sono i tuoi 5 secondi. Non è facile. Mamma mia. 5 secondi volano. Pensa che le prime 5 le sapevo, porca miseria. Dammi 5 secondi. È sempre così. Poi quando uno se ti dico che brano è famosissimo, ha un intro fantastico. Niente, mi ha fatto piacere salutarti, statemi bene, un abbraccio. Grazie, ciao. Grazie mille, ciao Rico, ciao Claudio, ciao. Ricordo che domani sera qui insieme a me ci sarà Martina, continueremo a giocare, quindi mi raccomando, 378 40 85 06. Pronto? Chi sei da dove? Pronto? Ciao, sono Francesco da Castellamonte. Francesco, io voglio sapere una cosa. Chi dietro di te stava cantando la canzone di prima? Mia moglie. Allora, devi solo farmi un piacere, abbassare a 0 il volume della TV? Sì. Grazie, così non ho un rientro. Oh. E comunque l'aveva indovinata, L'aveva indovinata. Complimenti. Lo so. Adesso però dovete essere molto bravi con la canzone nuova. Provi a indovinarla con 5 o con 15? Con 15. Con 15. Si può fare questa con 15, si può fare. Questi sono i tuoi secondi. In bocca al lupo. Grazie. Devi abbassare a 0 il volume del TV però. Grazie. Ragazzi, dovete davvero, vi chiedo una cortesia, quando no, fermi. Quando giocate dovete abbassare a 0 il volume della TV, altrimenti non si capisce niente. No, e loro devono ancora sentire le cose che sto dicendo, quindi pronto, mi senti? Ti sento. Ok, avete alzato il volume della TV, abbiamo avuto un ritorno fortissimo, però provi a dirmi il titolo? Il titolo Vorrei ma non voglio fidarmi di te. La moglie le sa tutte, ma non è il titolo giusto. Grazie per aver giocato con noi. Ciao. Grazie a te. E complimenti Ciao. alla signora. Complimenti alla signora, perché prima cantava Via di Baglioni e adesso cantava Giudizi Universali dal titolo. Va bene, ragazzi. Adesso
torneremo a giocare forse più tardi, perché voglio andare a ascoltare un brano, quindi regia c'è anche un piccolo cambio in scaletta perché voglio far cantare Claudio. Quando me l'ha proposto prima ho detto: ma sei sicuro che vuoi cantare un brano? Grazie Claudio. Che vuoi cantare un brano addirittura di Arisa? E mi fa: sì, lo voglio cantare. Quindi per voi alla voce Claudio Jackie Music con un brano del 2012 dei Sanremo di Arisa dal titolo La notte. Per voi. Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, non si vuole fermare, perché è un dolore che sale fa male. Ora allo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto solo con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco è resistito, anche se non vuol mangiare. C'è un dolore che sale fa male. Arriva al cuore, non vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo la risposta non c'è. E sale e scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me. Che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte e il tempo non passerà. Quando arriva la notte e resto solo con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. La notte e resto solo con me, la testa parte e va in giro in cerca dei suoi perché. Né vincitori né vinti, si è sconfitti a metà. L'amore può allontanarci, la vita poi continuerà. Sono già passati quanti anni da sto brano, ragazzi? Cioè, ma non ci credo. Sembra ieri che era uscito, sono già passati 22, 23, 24, 14 anni. Cioè, ma no, ma la vita va avanti troppo velocemente, secondo me. Cioè, fermiamo un attimo il tempo, perché abbiamo solo questa di vita. Sta andando troppo veloce. Giochiamo? Dai, una telefonata. Un paio di telefonate, dai, regia. Un paio concedimi ancora un paio di telefonate. Vediamo se arrivano al 378 4080 506. Abbiamo ancora il buono carburante da 10, il buono formaggi da 20 e il premio sorpresa. Vediamo se c'è qualcuno e qualcuno c'è. Pronto? Chi sei e da dove?
dove? Ciao Enrico, ciao Marcello da Capri. Ciao Marcello. A zero gentilmente sul volume da TV. Sì, azzerato. Grazie, grazie. Sei pronto a giocare con noi? Come sempre, vai di 15. Vado di 15? Vado di 15. Ovviamente, yes. Questi sono i 15 secondi per te. Allora, io vado sul suggerimento, Di chi? Ecco. Di chi suggerimento? Di chi? Della mia compagna Lisa. Ciao Lisa. Lisa la cantante. Perciò Lisa. spero che azzecchi. Stavolta ne sono sicuro. Vai. La rondine. Sì, la rondine Mango. Grande. Allora, facciamo un riassunto. 2 premi sono già andati via, 2 faccine rosse, vuol dire che rimangono 3 premi e 3 faccine rosse. Mi raccomando, amici a casa, vai. Allora, spero, mi affido e dico 7. E dici 7? Vediamo un po' cosa c'è dentro. Devi solo gentilmente togliere viva voce, perché altrimenti parliamo normale io e te. Ok, vai, a posto. Finalmente, perché altrimenti sembrava di avere la NASA tra... Sì, lo so, ma giustamente parla con la stazione spaziale, se no non riesco a condividere la musica. Ah, eccoci. Vediamo un po' se hai vinto qualcosa. Tiriamo su piano. Sì, c'è un buono benzina Vai. da 10. Il Un buono benzina, vai. Ecco, ho detto. Ottimo, Bene. abbondante. Bravi. Ottimo. Mi raccomando, un messaggino al 348 80 40 254 con cosa avete vinto e nome e cognome. Perfetto, ti ringrazio, Bravi, un salutone, saluto anche Claudio, bravissimo, e saluti a tutti. Grazie. Nel frattempo io mi faccio anche un po' l'aria perché senti questo buono benzina che bello. Senti buono benzina come viaggia. Ultima telefonata di oggi. Pronto, chi sei e da dove? Ciao, sono Piero da Volvera. Ciao Piero da Volvera. Proviamo con 5 o con 15? 15, andiamo. Va bene, ci sono ancora 2 premi stasera, c'è ancora il buono formaggi e il punto interrogativo, quindi bocca al lupo, vai. Grazie. Amico di Volvera. Dai. Ci siamo? Ci sei ancora? Ci sono però. No. Però no. Non riesco a capire. E ci siamo, non ci siamo. Non ci siamo, peccato, grazie per aver giocato con noi. Proverò di nuovo. Bravo, Grazie. Lo spirito è questo. Grazie, ciao. Grazie, ciao. Ciao. Ribadisco ancora il nostro regolamento, che le telefonate sono aperte per tutti, anche per coloro che hanno vinto già premi nel tabellone precedente, ma chi ha vinto con questo tabellone non può più partecipare. Pubblicità, poi subito dopo tutti, ma proprio tutti i vostri messaggi. Allora andiamo a leggerli, stavo accendendo il ventilatore. Per i messaggi va bene, anche se mi arriva un po' nel microfono. Andiamo a leggerli tutti i messaggi meravigliosi, portate tanta allegria. Si canta sempre con voi, buona serata. Silvia da Montalciata, grazie Silvia, grazie. Buona serata, belle canzoni, quelle di ieri, Dani d'Alessandria, devi vedere quelle di oggi. Ascolta, quelle di oggi sono bellissime, grazie comunque, grazie Dani. Ciao Claudio, sei fortissimo. Assunta, bella serata, vi ascolto sempre. Agnese. Grazie Assunta, grazie Agnese. Sempre pazzesco, con tanto di cuoricino. Grazie, pazzesco. Ciao, un uomo è perfetto appena smette di volerlo essere a tutti i costi. Milena. Vabbè, hai capito? Vabbè, bella questa cosa però, un uomo è perfetto appena smette di volerlo essere. Ciao Enrico, ciao Claudio, da Elena, ciao Elena. Sì, l'abbiamo letto regia, anche senza ingrandirlo. Sempre più grandiose le vostre serate, emozione unica. Angelica, grazie Angelica. Ciao Angelica.
Grandissimi come sempre, buonasera. Viva Enrico, viva Claudio, viva Casaperetti, Giovanni e Silvia da Alessandria. Giovanni e Silvia scrivono sempre ma non giocano quasi mai. Quindi Giovanni e Silvia, dai, domani vi voglio il telefono anche. Come Massimo da Venaria. Ciao Enrico, ciao Claudio, grandi come sempre. Ciao Massimo. Ragazzi, provate a giocare con noi, non siate timidi. Ciao Henry, che frontman inferiore solo a Dave Gana dei Depeche Mode. Puoi dirlo, sì, confermo. Ma chi... Ciao Casaperetti, buona serata sempre al top. Michela da Torino. Ciao Michela, grazie. Ciao Miki. Buonasera Casaperetti, che simpatici ragazzi. Mettete sempre una vitalità incredibile e rendete la puntata sempre spumeggiante. Luciano di Brandizzo. Grazie Luciano. Che gentile. Buona serata a voi. Ciao Claudio, sempre forte. Domenico da Torino. Ciao Domenico, grazie. Ciao. Buonasera a tutti. Harry, sai benissimo ormai che io ho un debole per te, ma devo dire che Claudio stasera è stato meraviglioso. Lori da Brandizzo. Non sono geloso. Grazie. Sono geloso. Dopo Grazie, questo Lori. messaggio Claudio tornerà a ottobre. No, tornerà la prossima settimana. Ciao Enrico, Claudio sei mitico. Poi con un nome così, buona serata a tutti. Claudio da Dogliani. Grazie omonimo. Claudio che saluta Claudio. Buonasera Casaperetti, stasera grande cena con torta salata, wuster, piselli, uova e scamorza preparata da mia moglie. Un salutone Alice e James da Polonghera. Voglio vedere la foto. Se non l'avete già tritata tutta, voglio vedere la foto della torta salata. Mandatela veloce perché ormai il tempo è tiranno, manca pochissimo. Enrico, poi qua ci mangiamo le mani. No, vabbè, io sono a dieta, devo togliere la pancia, quindi stasera non mangio. La mia adorata stellina non ce la... aspetta, la mia adorata stellina, regia, però, ok, lascia fermo lì, finisco di leggere e poi mandiamo il video. La mia adorata stellina non ce l'ha fatta per il grande caldo, domenica è volata via. Guardo Casaperetti con la morte nel cuore. Ciao Lili da Rorà. Purtroppo gli animali danno tanto, ma quando se ne vanno tolgono il doppio di ciò che hanno dato, perché resta un vuoto terribile. Sono momenti che ho vissuto nella mia vita sovente. Io ho sempre avuto gatti in casa, tuttora ce li ho e sono consapevole che prima o poi dovrò dire addio anche a Bruno e Blasone, e non so cosa succederà il giorno stesso o il giorno dopo, però io senza non so stare. Grazie per la vostra compagnia. Un caro saluto da Rossi e Dani da Nichelino. Ciao Ti Ross. abbraccio tantissimo. Ciao, Rossi e Dani. Grazie Nichelino. Oh, guarda che belli i miei cuori, Niccolò e Ambra. Salutiamo mio carissimo amico Antonio e i suoi nipotini Niccolò e Ambra. Ma che Siete belli, bellissimi. che belli che sono. Aspetta che siamo andati fuori fuoco. Leggi pure questo, vai. Bravo nipote nostro, nonna Elisa e nonna Raffaella, siete le mie regine. Wow, le Grazie. tue regine Elisa e Raffaella. Anche con il caldo Casaperetti è una certezza. Complimenti Enrico, bravo Claudio. Ciao da Alessandra di Torino. Ciao Alessandra. Grazie. Grazie mille. Buonasera Casaperetti, buonasera Giuseppe da Como. Ciao! Anche da Como ci seguono. Che bello! Bellissimo. Da Como, forza Como, sempre. Bellissimo. Dai che manca ancora un po', io direi sì, possiamo farne un pezzettino così chiudiamo con un brano bello che cantano tutti, perché arriva Rose Rosse. Rose rosse per te ho comprato stasera e il tuo cuore lo sa cosa voglio da te. Facce rosse. D'amore non si muore e non mi so spiegare perché muoio per te, ma quando ti ho lasciato sarà perché ho sbagliato, ma io vivo di te. Ormai non c'è più strada e non mi porti indietro, amore sai perché? Nel cuore del mio cuore non ho altro che te. Tutti insieme! Forse in amore le rose non si usano più,
cosa voglio da te. Amici a casa, E cosa vogliamo da Cosa loro? vogliamo Niente, da loro? vogliamo che domani continuiate a vedere Casa Peiretti. Grazie Claudio, ci vediamo la prossima grazie settimana. Enrico, amici a casa, sempre un piacere, vi voglio bene. Ci vediamo domani con Martina. Ciao a tutti, grazie. Bravo Enrico, bravo Enrico, bravo Enrico, Bravo Enrico, bravo Enrico, bravo Enrico. bravo Enrico. Non sono io, è lui, Ah, l'altro Enrico. è lui, quell'Enrico là in regia. Enrico in regia. Nell'angolo là. Ciao, Enrico. Ciao Enrico, Bravissimo. bravo Enrico.